Beh, ce lo siamo messi in testa, oggi suoniamo musica, non dico bella, perché la bellezza alla fine poi è un criterio abbastanza soggettivo, però quantomeno canzoni di un certo livello, come in questo caso con te sarà diverso di Mina, che abbiamo suonato all'interno di Alla Catalla di oggi, giovedì 21 gennaio. Abbiamo qualcuno in linea, pronto? Buongiorno. Oh, no. Pronto, buongiorno. Finalmente ci mettete qualche canzone buona, va? Allora, signora, ascolti. Ci mettete sempre queste cose straniere, sempre queste cose streusi che non le capiamo, no? Io sono contento, signora, che lei piaccia la musica che abbiamo scelto oggi, però devo immediatamente porle una domanda. Io ho digitato su un motore di ricerca in internet Qaskai come piattaforma satellitare e non mi risulta niente, signora. Lei mi ha truffato. Mi sta contando, scusi. Lei mi ha truffato, signora. Perché io in questo momento non sto lavorando. L'ho capito, però signora è sempre lei, quindi mi ha truffato. No, all'ufficio reclame, sì, ci dai il numero. Ma signora, ascolti, lei non è per niente gentile. 14856. Se l'ha preso bene, se non l'ha preso vendi. Signora, andare a replica. non è per niente gentile lei nei miei confronti, signora. Mi scusi, ma io pensavo, insomma, vabbè. Comunque allora avete fatto bene che ci vendessero questa canzone italiana, ogni tanto questa canzone italiana mi piace, anche perché noi stiamo organizzando il festival della canzone italiana. Ah, certo, è chiaro, è chiaro. Il festival di San Giorgio. Stiamo organizzando, io con Ignazio, già abbiamo avuto le prime adesioni. Sì, Laura Pavesini viene, Margherita. Sì. La Laura Pavesini, poi vengono gli articolo 41. Gli articolo 41 bis. Ci sono due band, solo che da cantare una gnonna e una lausione, perché avendo 41 bis non si può mozzare, capito? Ho capito, come ma stranissima sta cosa. Sì, per cantare se non mettere a 4 davanti, capito? Io nella faccia non si può dire. Andiamo ma che si processo, va? Il coro. Sì. Il microfono su cui cantano attaccato col nastro isolante. Ho presente la scena. Perché lei che è esperto di questa cosa? No, per carità, io sono. Io sono esperto di microfoni, signora. E poi ci vira lei, lo sai, qualche volta ha stampato un giornale. Ma pensi al suo cugino Ignazio, guardi che comunque lui. Viene magari chi come si chiama? Valerio Scasso, Maccoiatta, lo conosci? Certo, come no, l'hai visto Maccoiatta? Hai visto quando sauta? Tutti ci sauta, bellissimo. Viene magari coso, Giuliano da Montepalma e viene a Zingara. Esatto. Poi lei che fa, ci viene a trovare? Io guardi, cercherò di fare di tutto, soltanto che insomma San Giorgio mi viene un po' distante da casa, perché io abito un po' in provincia, sa? E io abito vicino Mister Bianco, quindi vendere meno, io una calata allora, scusi, no? Però posso farmi dare un passaggio ritto San Giorgio. Io posso farmi dare un passaggio a Giuliano di Montepalma eventualmente. Possiamo fare venire a pigliare. Esatto. Perché se lo sto chiedendo? Come ci chiede dalla Clerici, e gli presente se fa fare il balletto di Maurizio Costanzo, di Paolo Bonolisi, di Pippo Baudo. Addirittura. Lei non va bene per fare il balletto mio? Ma perché devo fare il balletto? Non c'ho il fisico per fare il balletto. Ma lei voglio dire, non è che ci vuole il fisico per fare il balletto. Lo so, ma lei mi ha visto mai? No, l'ho visto, come no? Quando sono venuto alla radio a fare il provino lei mi disse che non mi prendeva. No, signora, ancora con sta storia, io non le ho detto che non la prendevo, io ho detto soltanto che dovevo parlarne con Castiglia, poi sa, un impegno, un altro. Brutto, non c'è un fisico vabbè, brutto. Però non c'è un fisico. Vabbè, grazie. Vabbè, non lo voglio fare il balletto, guardi, mi dice così, allora. Non vuoi mandare a nessuno? E guardi, le posso mandare, ce l'ho al mio fianco in questo momento, Elia, per esempio, Elia è un uomo, però signora, non mi faccia fare figure. Sono qua. È un uomo. È un uomo. Piacere. E questo nome? Ma che nome è Elia? Sono io. Ma io sto nome Elia, non dico solo andare a chiesa. No, trasmette qui alla radio, la mattina tra le 8 e le 10, Elia. Tra le 8 e le 10? Esatto, è lui, sì. Elia. Io momento. C'è uno che si chiama Elia. Scusi, ma Elia c'è un fumo e codalia, Praticamente. Sì, e lei può venire a fare un balletto? Il giurato, semmai. Come? Il giurato. No, il giurato la sta a casa è mia, non mi piace questo giurato è mia. Faccio il balletto, vabbè, come vuole. C'è una bella voce? Sì. Certo, fa questo. Scusi un momento, posso parlare un attimo con questo? Sì, certo, faccia. Scusi, ma che è scritto lei? Sì? No? Ni? No, che vuole sapere? Scusi, queste cose personali. Fidanzato, come combinato? Sono impegnato. Impegnato? Certo.
andare a bere ma fa una cosa che mai che mi parrista una cosa, vai, c'è una bella voce, questo nome è bello, Elia. Mi piace questo nome. Poi tu Elia prendere sulle tue legittime spose. Quanti anni ha signora, scusi, quanti anni ha? 44. Vabbè, non è. Si può fare. Come amante va bene. Perché lei, signor Elia, quanti anni c'ave? Io 28. Quanti? 28. 28 anni c'avevi? Non faccio battute perché tanto non mi vede, quindi. Grazie. C'avevi 28 anni, sai, con questa voce che vuol dire menanno. C'avevi 28 anni. Ma, vabbè, non me la conta giusta niente. Linda, scusi, ma questo nome Elia se l'hai scelto lei solo, vero? Io ho un nome d'arte, mi dica la verità, io ho un nome d'arte. No, mia mamma e mio papà. Vuoi chiamare così? Sì. E lei non l'ha denunziato al telefono azzurro ancora? Ancora no. Ma cosa rimbalzire, vai? Io non ne ho visto mai nomi. Ho sentito Jonathan, Kevin, su Ellen. Cosa? Su Ellen. Ah, su Ellen. Elia. C'è Cufu, io con Elia, mi piace questo. Elia. Sì, ma posso venire a conoscerlo? Assolutamente. Sempre in radio a quest'ora posso passare, quando mi dice sì, lei. Ma perché se vengo dalle 8 alle 10 che lo trovo solo? Sì. Quindi. Dalle 8 alle 10 lo trovo solo? Sì. Facciamo dalle 9 che c'è anche il direttore, così non si sa mai. Grazie. Domani mattina verso notte che faccio? Potevo avvicinare a cava. Ma perché se poi mette caso che chi sto macchiare non godo, casomai ci penso tu, capito? L'aspetto domani. Domani mattina forse che la venga a trovare, va bene? Caffè mi raccomando. Elia, ora me la scrivo, sono un po' scotto io. 4 lettere. L-I-A. Elia. Sì. Elia. Sì. È sicuro che è maschio, lei? Guarda, se vuole controllo. No, venga lei domani, controlli di persona. Vengo io a controllare di persona. Magari Vastaso, mi piace, così Vastaso, mi piace. Scusi, posso parlare con lei, signor direttore? Sì. Che tipo è questo Elia? Ma guardi, glielo descrivo fisicamente, insomma, è abbastanza prestante, un pustateddo. Stai prestando, mo prestasse. Se vuole glielo regalo pure. Poi ha questo capello così, sa, un po' alla Edoardo Palomo. Qui Edoardo Palomo. Infatti chi è, scusi, direttore? Io conosco Pippo Piccione, Edoardo Palomo non lo conosco. È morto Edoardo Palomo. Ah, grazie, direttore. Scusa, Pippo Piccione è buono, stavo a San Giorgio. Comunque ha i capelli un po' come Pippo Piccione, effettivamente. Ma com'è? Un po' brizzolati, devo dire. A 28 anni? Personato a 28 anni? Un po' come Ravanelli. Scusi, questa voce era così. Personato a 28 anni? E allora per davvero, non mi riesce che aveva 28 anni. Però si lascio immaginare. Secondo me io sono un uomo che lei è buono, Elia. Già è scaruto, chi sta per scarire, c'ha 28 anni, vabbè. E lei ti dice, me lo consiglio di conoscerlo? Ma secondo me sì, mi dice che è impegnato. Vabbè, che importanza. Ma come mi vede, secondo me si spigna. Appena mi vede si spigna. Esatto. A me mi piace l'uomo brizzolato. Mi piace. Il fascino dell'uomo maturo. Allora lei non ci dicesse niente, io domani mattina ci spunto questi nodi. Esatto. Chi c'è quattro? Secondo lei che c'è a portare? Porti un cornetto a proposito. Cornetto come? Marmellata, crema, come ci vuole? Lo porti alla Nutella. Bianca. Non si sa mai. Nutella bianca? Sì. Allora il licco magari. Vero. Staso è anche licco. Mi piace questo giovanotto. Certo, peccato per suo nome, Elia. Come ci presento un anno? Ci dico un anno? Ti presenti il mio fidanzato? Dice, come si chiama? Elia. Un anno mi metta fuori, me lei è fuori. Che utilizzi uno pseudonimo. Il Chiaramillo me lei è fuori, perché il nanno non me lo dai. Mi chiami Eli, che è già più... Ho capito, ma io quello che è toccato da rano con questo nome. Non lo so a questo punto. Va bene, va, senta, appunto la saluto che c'è il festival di San Giorgio che dobbiamo preparare. La saluto, signora. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Elia. Ciao!